All'inizio ci furono le tag, le firme e le scritte sui muri, che diedero la nascita allo style writing e ai graffiti, che poi cambiarono in ciò che ora è generalmente e forse troppo semplicemente conosciuta come street art, che è un movimento artistico interessante e complesso che merita decisamente più che un paio di righe a margine di un libro di storia dell'arte. Io considero qualunque cosa graviti attorno allo style writing, ai graffiti e allo street art come il più interessante movimento artistico all'inizio di questo secolo. E lasciatemelo ripetere, per l'occhio scettico, per i ciechi, per i persi, per coloro che restano attordati e rischiano di perdere il posto sul carro o sulla barca, che dir si voglia. Io penso che questo tipo di arte urbana sia il più importante movimento artistico di questo secolo. E penso anche che graffiti e street art siano parenti della rivoluzione cubista di una settantina di anni fa, perché hanno shakerato, hanno dato una scossa al movimento artistico come fece il cubismo all'inizio del XX secolo. Un capitolo di storia dell'arte si sta scrivendo proprio in questi giorni, ma chi ne sono i protagonisti? Chi sarà il nuovo Picasso? Quello di cui possiamo essere certi è che tra questi ci sono dei geni. Allora, questo volume, che è From Style Writing to Art, di Magda Danis, che sto molto rapidamente scorrendo e sto traducendo sommariamente per darvene rapida lettura, ci elenca una cinquantina di nomi, includendo le cinquantina di biografie. Possiamo leggere dei nomi a caso. Abbiamo Futura 2000, Quick, Blade, Lichinones, Phase 2, Rammelsy, Sin, Crash, Diaz, Dondi, Zephyr, Lady Pink, ovviamente Basquiat, A1, Mod 2, West, Cop 2, ovviamente Keith Haring, Miss Van, Sharp, Delta, Black Le Rat, Bansky ovviamente, Osgemeos, Buff Monster, Nunca. Lasciatemi aggiungere, per conoscenza diretta, RD357 e a Milano assolutamente imperdibile il personaggio, a mio giudizio, più rappresentativo del graffitismo milanese, Flycat. Un capitolo della storia dell'arte si sta scrivendo esattamente in questi giorni ed è sotto i nostri occhi, merita maggiore attenzione.